Crimini particolarmente odiosi proprio per la tipologia delle vittime. Si trattava appunto di vittime sostanzialmente indifese, vuoi per l'età, vuoi perché si trattava di persone comunque sole in quel momento e che quindi erano facile preda di questi criminali. Pianificavano in ogni dettaglio il loro raid, sceglievano le vittime e poi agivano. Una banda violenta. Dopo i primi casi le indagini e la risposta dei carabinieri. Questa operazione vuole anche rassicurare la popolazione, ha spiegato il procuratore. Fatti che possono sembrare apparentemente non particolarmente gravi o di grande allarme sociale, tuttavia proprio per la tipologia delle vittime e per la tecnica utilizzata, questa tecnica subdola, no, dell'abbraccio, si tratta comunque di fatti che a nostro avviso sono gravi e soprattutto la gravità deriva anche dal fatto che si sono ripetuti in tempi molto ravvicinati. A bloccare questa tragedia che ha colpito quest'estate gran parte della provincia di Treviso è stato il comando provinciale dei carabinieri che finalmente è riuscito a rintracciare i responsabili. Così il presidente della regione del Veneto Luca Zaia esprime soddisfazione per l'intervento dei militari dell'Arma con il coordinamento della locale procura della Repubblica. Complimenti a tutte le forze dell'ordine che quotidianamente sorvegliano il nostro territorio e garantiscono un presidio irrinunciabile di legalità e convivenza civile, sottolinea il governatore. Il plauso anche dal prefetto Maria Rosaria Laganà. Mi fa molto piacere questa operazione che, come tutte le operazioni di polizia, richiede tempo, non sempre, no? Insomma, gli effetti negativi, insomma, delle attività criminose si percepiscono subito, il lavoro che c'è poi dietro ogni successo che le forze dell'ordine riescono a realizzare è frutto di lavoro di mesi e quant'altro. Mesi di indagini e tassello dopo tassello i carabinieri hanno sgominato la banda dell'abbraccio.